Eccoci qui, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Siamo qui per il quarto e ultimo incontro della web serie Genitori Imperfetti, che come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto abbiamo avviato alcune settimane fa in una partnership con Mamma di Merda, questa community social che esattamente abbiamo qui stasera con noi Francesca Fiore, una delle fondatrici, Sara Malnerich, della community di Mamma di Merda, che negli ultimi anni ha rappresentato una nuova modalità di parlare di genitorialità, di discutere e confrontarsi su quelle che sono le complessità, le ambivalenze e a volte appunto i dubbi molto importanti che spesso diventano dei grandi non detti all'interno del modo in cui ciascuno di noi vive e costruisce il suo ruolo genitoriale. Bene, questa modalità insomma informale di parlare di cose molto serie, molto importanti ci è piaciuta molto. Abbiamo appunto contattato quindi alcuni mesi fa Sara e Francesca e abbiamo avviato questo progetto di questa web serie. Stasera ci ritroviamo appunto per il quarto e ultimo incontro, abbiamo avuto un ospite diverso a ogni incontro. Questa sera è con noi la dottoressa Francesca Pergolizzi, psicologa, psicoterapeuta, presidente dell'Accademia di Scienze Cognitive e Comportamentali e un'esperta di psicologia dell'età evolutiva e delle dinamiche familiari. Stasera affronteremo anche qui una varietà di temi che sono legati soprattutto a quello che è il cosiddetto diritto di non farcela, che è un po', se vogliamo, il motto, uno dei valori core dell'identità di Mamma di Merda, di tutto quello che hanno costruito all'interno appunto del loro modo di parlare di genitorialità, di poter rendersi conto e avere in un certo senso diritto di non essere il genitore perfetto, il genitore ideale. Quindi stasera affronteremo vari temi legati appunto a questa dimensione, ma innanzitutto io quindi voglio salutare le due Francesche, quindi il fatto che stasera ci sia un'omonimia creerà tutta una serie di equivoci, di confusioni in itinere, ma insomma lo diamo già per scontato, ce lo diciamo subito, sgomberiamo il campo dei equivoci. Quindi appunto buonasera Francesche, invece che buonasera Francesca. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Rispondiamo all'unisono così esattamente, creiamo una splendida simmetria, esattamente, un canto e controcanto che si attiva subito. Credo che si sentirà perfettamente che abbiamo due origini diverse dal centro. Io sono siciliana, anche se in questo momento dopo il Covid io vivo molto in Friuli piuttosto che a Milano, che è la mia sede di lavoro oltre che di vita, per cui però il mio accento, la mia Sicilia la porto con me, per cui sicuramente ci distingueremo, Francesca. Bene. Francesca Fiori invece è piemontese, se non sbaglio, adesso che di origini. Beh, sono una falsa piemontese come tantissime, la stragrande maggioranza dei torinesi, sono in realtà terronissima di Potenza. Ah, ecco. Ah, ok, non lo sapevo. Adesso sì. Mi mimetizzo, sono qua in incognito che li studio ancora. Cerchi di contestualizzarti, esatto. Tu, oltre che studiare i piemontesi, studi molti genitori, studi le mamme, potremmo dire, viste le tue esperienze in questi ultimi anni in maniera particolare. Che cos'è questo diritto di non farcela? Ecco, noi appunto ci abbiamo fatto pure la maglietta sul non farcela, adesso faccio questo spottone, perché ce ne siamo proprio appropriate di questo di questo concetto, no, stavamo prima dietro le quinte, abbiamo cominciato 3 minuti in ritardo proprio perché ci siamo soffermati a parlare con Francesca e Luca e ci avevamo preso gusto. Quindi adesso proviamo a riproporre quello che ci siamo detti prima. Allora, tutto nasceva da una riflessione di Francesca che non so riassumere, è meglio che cominci a farla lei. Il mio spunto era questo, per esempio, una cosa che a me non è mai piaciuta fare è giocare con le mie figlie. Per giocare con le mie figlie intendo giocare finché erano piccole. Adesso i giochi da tavola devo dire che comincio ad apprezzarli parecchio, però giocare con le Barbie, giocare coi pupazzi, giocare col cicciobello, quelle cose lì a me non sono mai piaciute. Io infatti ho fatto 2 figlie vicine proprio nella speranza che potessero giocare tra loro. In realtà si ammazzano di botte, quindi vabbè, non ha funzionato completamente il mio piano. Però con loro mi piace fare altre attività, mi piace portarle a una mostra, portarle a prendere il gelato, cose del genere. E la dottoressa quindi io mi son sentita storta da questo punto di vista, perché tu vedi invece sui social o comunque veicolata l'immagine di questa mamma
bravissima, che adora giocare, passa le ore a giocare con i propri figli, fa solo giochi educativi, fa tutte quelle cose là con gioia, che per carità esistono persone che adorano giocare con i propri figli, però il fatto che a me non piacesse mi faceva in qualche modo sentire difettata, no, e invece la dottoressa mi ha detto una cosa bellissima. Io ho detto una cosa importante, cara mamma, Francesca, ma anche a tutte le altre mamme. La prima cosa più importante, credo con i nostri figli, con i vostri figli, sia quella di essere autentici, così come siamo. Non possiamo rappresentare un ruolo o un modo di essere che non fa parte della nostra natura, e soprattutto i bambini si accorgono quando voi fate un complimento che lo fate tanto per fare contento loro, però non lo sentite, si accorgono quando vi siedete a giocare, però siete un po' stanchi, siete già lì a pensare quello che dovete fare dopo, per cui non ha senso, dover ricoprire un profilo che non sappiamo neanche, di queste mamme, di questi padri perfetti. Ho detto anche a Francesca che ultimamente nel campo della letteratura scientifica, si sta studiando un po' questa tendenza al perfezionismo. Ci sono molte persone che tendono ad essere perfette e a voler dei figli perfetti. Non esiste al mondo una persona perfetta, né un bambino perfetto, grazie a Dio. Perché? Perché le persone che si ritengono perfette e vogliono un figlio perfetto, purtroppo sono persone rigide, chiuse al cambiamento, chiuse a quella che può essere, la, flessibilità psicologica, e per cui, diciamo che rendono, la vita difficile ai figli, ma anche a se stessi, per essere sempre alla rincorsa di quello che può essere perfetto. Io ho avuto dei bambini quasi perfetti, ed è stato, magari se abbiamo, occasione di raccontare, perché è carina questa cosa che di questo bambino che sembrava perfetto, sembrava un bambino, ecco, lo dico brevemente, tanto per così per entrare, un bambino perfetto, quasi, soltanto che questo bambino che era bravissimo, 12 anni, la mamma aveva cambiato 3 volte, la scuola, perché voleva sempre di più per lui, e lui ci stava dietro, povero, però era un ragazzino che faceva fatica a fare amicizia, per forza si cambia scuola prima che rinizi, eccetera. E perciò l'ha portato dalla psicologa, perché questo ragazzino era perfetto ma timido, e per cui bisognava togliere questa timidezza. Quando è venuto la prima volta in studio, mi ha molto meravigliato, mi ha fatto sorridere e tenerezza, perché la prima volta mi è successo in 40 anni che un bambino non si è gli ho detto: "Dai siediti", e gli ho preparato un po' di cose, giochi da tavolo che so che gli piaceva. "Siediti", e lui mi ha detto: "No, prima lei si deve sedere, c'è il cavaliere di una volta". E io ho detto: "Caspita, però va bene". Ero non come dire, molto composto, ma un bambino fuori dal mondo, cioè ho immaginato che lo prendessero in giro, povero ragazzo, era troppo fuori, cioè non dico nerd, ma un pochino, un po' più flessibile. Bene, abbiamo lavorato un po', però una cosa interessante, proprio per smorzare, è che, questo ragazzino un giorno ho sentito che aveva fame, sapete il gorgoglio, no, e ho detto: "Hai fame?" E lui ha detto gli ho detto: "Guarda che si può dire che hai fame." E ho detto: "Io qui in studio c'ho solo dei taralli." Però prima di tutto, siccome adesso tutti sono allergici, eccetera, eccetera, ho detto: "Chiediamo alla mamma." Così io, molto carinamente, la mamma era da un'altra parte con la mia collega, porto queste 2 ciotoline, di, taralli, e la mamma mi guarda quasi atterrita, mi ha detto: "Ma dottoressa, lì c'è il vino." Scusi? Nei taralli ci sarà un profumo di vino, di solito si fanno così, no, e io ho Poi detto: l'alcol "No guardi io". evapora comunque nella Sì, cottura, insomma. e lì ho capito che ho detto: "Guardi che ce n'è non ce n'è in questi che fanno per i miei bambini, non ce n'è".
Ha detto: "Va bene". Questo bambino, appena ho detto: "Guarda che abbiamo l'ok", si è alzato e vai! Cioè, da lì ho capito che questo bambino viveva in una gabbia e per me era importante far capire alla mamma che forse questo bambino aveva bisogno di altro che della psicologa, aveva bisogno proprio di avere, una mamma meno perfetta, ma più vicina a lui. Si sarebbe divertita tantissimo perché era molto simpatico questo ragazzino. Ecco, per dire che, quando si aspira alla perfezione si perdono tanti pezzi, si perde l'autenticità, si perde, la gioia di fare delle cose, perché sei costretto a farne altre che non fanno parte magari del tuo repertorio, però c'è il dovere di giocare, c'è il dovere di giocare e mi sfogo qui stasera perché dico: sempre questi giochi educativi. Basta! Che siano giochi di divertimento. Il gioco è divertimento. Il gioco ci si deve divertire e se giocano i genitori si devono divertire anche loro e qualche volta vincono i genitori, va bene così. Cioè quello è il gioco, non deve essere tutto proiettato per la performance. Finiamola con questa performance. Ma Sì, anche perché sì, dica. scusa. No, perché la maggior parte del tempo che passiamo coi nostri figli non è tempo di qualità, diciamocelo. Siamo impegnati a Diciamocelo. fare 850 milioni di cose contemporaneamente, spesso i bambini comunque si devono autogestire in qualche modo, ovviamente a seconda dell'età che hanno, però, ragazzi, cioè, non è che sono un'intrattenitrice o il clown delle feste, cioè purtroppo c'ho milioni di cose da fare, quindi se riesco a ritagliarmi in una giornata una mezz'ora di qualità con le mie figlie son già felice, perché già vuol dire che son riuscita ad accantonare tutto il resto, perché è uno slalom tra i vari doveri e le incombenze che hai, no? Certo, se anche Francesca, c'è stato, come dire, questo mito, che adesso forse un po' col Covid qualcosa si sta smontando, del multitasking. Noi dobbiamo fare sempre tutto e Ah, tutto al bravissima. Sì. massimo. Scusa? Eh no, non è possibile. Qualche volta la facciamo anche in modo automatico, qualche volta la cosa che, penso io, che avere questa bella consapevolezza che siamo fatti così e per cui in alcuni momenti siamo molto intensi con i nostri figli, ehm, magari siamo consapevoli di quando è il momento di stare con i nostri figli, in altri momenti invece siamo quelli che facciamo un passo indietro e ci occupiamo di noi, perché la nostra energia, il nostro recuperare un nostro spazio e coltivare anche una persona che poi quelle energie le può poi sviluppare per i bambini. Invece di prosciugarsi, correre di qua e di là, per fargli fare tutte le attività possibili. Io veramente adesso io siccome sono, siciliana, sono autentica e sincera, devo dire che combatto spesso con le mamme che mi dicono: "Ma sarà il caso di portarlo anche l'inglese e poi la sera facciamo le canzoncine" perché? Mio figlio, fa l'archeologo, ha imparato l'inglese tranquillamente e benissimo perché traduce, parla, insomma, lo invidio molto, al liceo ha fatto il suo brevetto, eccetera. Allora perché dobbiamo avere questi bambini che parlano 2 lingue, che sanno giocare, lo sport, che sanno fare tennis, che fanno scacchi, che fanno online, cioè perché abbiamo questo bisogno? Da dove Perché viene? abbiamo Chi l'horror spinge? abbiamo l'horror vacui, cioè abbiamo Ecco, paura che il tempo che passano perché poi come dicevamo non è un tempo di qualità, no, quindi tornano a casa da scuola, fanno merenda, poi tu hai ancora magari da lavorare oppure, quindi si guardano la TV o giocano al videogioco e quindi per noi quello è tempo comunque, in cui ci sentiamo in colpa noi genitori, perché non stiamo così annaffiando la piantina, no, non stiamo facendo crescere il nostro germoglio come dovrebbe. E quindi gli riempiamo la giornata di attività, che manco un top manager, sì, capito? sì. Complicandoci la Peraltro vita in modo incredibile pure noi, perché prendi, sì. porta, accompagna, Francesca, questo è Tetris. anche un problema per i bambini, perché i bambini che sono così impegnati, allora sono impegnati nel calcio e gli piace il calcio, sono impegnati nella musica e gli piace la musica, sono impegnati in inglese e gli piace, però l'accumulo di tutto questo, dove comunque c'è prestazione, c'è anche confronto, alla fine questi bambini sono stressati e talvolta diventano pesanti, oppositivi, non ce la fanno, no, per cui
credo che forse rallentare un attimo e dargli la possibilità di godere anche, come hai detto tu, non ma di uno spazio più lento, anzi ci dovrebbe essere anche la scuola, la slow school, la scuola un po' più lenta. Questa rincorsa a qualcosa che devono sapere tantissime cose. Guardate che, alla fine vedo questi bambini perché poi vi racconterò degli episodi, perché a me piace non stare nello studio soltanto, ma andare dove vivono i bambini per capirli un po' di più, no, e capire anche da loro quali sono i loro bisogni e che non è soltanto essere sempre occupati, da attività, ma forse avere la capacità di stare un po' con se stessi per conoscersi, perché conoscere se stessi vuol dire anche sapere i miei punti di forza, i miei punti di debolezza, sapermi autogestire. Non dobbiamo fare sempre i corsi, il corso per l'autostima e il corso per le emozioni. Io che sono psicologa dico questo. Non è possibile fargli fare tutti 'sti corsi. Forse se creiamo un sistema scolastico e familiare dove c'è la possibilità di, no, conoscersi un po' di più, forse avremmo dei bambini un po' più felici e anche genitori un po' più sereni. A proposito Ecco, il senso di dell'accettazione, colpa, voglio dire che qualcuno ha scritto il senso di colpa. Il senso di colpa non so chi l'abbia inventato, perché il senso di colpa non assolutamente, non porta a nulla. Non porta a nulla che frustrazione, non puoi riparare, ma sei colpevole di cosa? Sei colpevole di essere una persona umana e che hai, diciamo dei momenti di fragilità o c'hai momenti in cui hai bisogno di stare un pochino distaccata dal ruolo continuo, del genitore perfetto? Non deve esistere questo senso di colpa. Non è inutile. A tuo figlio non gli arriva niente se non la tua faccia con la senso di colpa e anche quello non va bene. Per cui io direi: mettiamolo da parte il senso di colpa, utilizziamo quelle energie per rigenerarci noi se vogliamo, ma, appunto io credo che sia solo un tormento inutile. Nessuno ci deve condannare perché a un certo momento ci prendiamo il giornale o anche noi il cellulare e lasciamo i bambini che possano leggere le loro cose. Chiaramente ci sono dei tempi in cui bisogna essere presenti, chiaramente importanti e lo sappiamo. E per cui la consapevolezza secondo me è proprio questa, quello di sapere quando appunto tu non sei, nello stato d'animo, nella disponibilità di stare con loro e allora è più utile che tu stai per conto tuo, molto più utile. guarda, a proposito di accettazione, Sì, cioè del fatto di essere autentici, no? Che è una cosa che mi è piaciuta moltissimo come concetto, che noi siamo molto migliori come genitori se siamo più aderenti a noi stessi e non se inseguiamo un modello che pensiamo che sia migliore o più vincente rispetto a noi, no? Che ho una figlia, la mia grande, io le chiamo le Rinni in modo molto affettuoso. La mia grande adesso ha 11 anni e mezzo, quindi ha cominciato le medie e sta entrando nella preadolescenza e quindi quella fase di contestazione. E in sì, particolare comincia a contestarmi tutto. Quindi: "Mamma, ma come ti vesti? Mamma, ma come ti sei tagliata i capelli? Ma hai messo troppo rossetto, sei truccata troppo, mamma, ma le scarpe, mamma, ma" qualsiasi cosa, no, al che, io l'altro giorno le ho fatto un discorso, eravamo a pranzo fuori, le ho detto: "Senti Olivia, io, sono così. Cioè tu, mi devi accettare così. Io non sono perfetta, sono una persona probabilmente c'hai ragione, mi son truccata troppo, non lo so, il taglio non è il massimo, però, sappi che io ti accetterò qualsiasi cosa tu deciderai di fare, pure se ti farai i capelli verdi. Prova a venirmi incontro, prova ad accettarmi così come sono, perché io non posso cambiare. Se cambio divento una persona, che poi non è più neanche felice, capito? E questa cosa qui, cioè parlarle è la prima volta che io le parlo, perché poi la genitorialità avviene a scatti, cioè i bambini hanno questi scatti di crescita e tu certo. ti devi sempre continuamente riadeguare Eh alla già. novità. E per me questa è stata la prima volta che ho parlato con mia figlia, non dico da pari, però abbracciando
la sua adolescenza, il fatto che stia diventando sia un essere ormai che ha dei pensieri complessi, non è più una bambina. Quindi certe cose posso cominciare a dirgliele. E ho visto proprio la sua testolina fare così e ha capito. Poi continuerà sicuramente a criticarmi, però secondo me il messaggio da qualche parte poi scaverà dentro di Sì, lei. sì, infatti Non una so. cosa che sì, sì, hai fatto benissimo. Io penso che, non so, mi viene in mente il mio, figlio più grande, aveva 5 anni e io chiaramente lavoravo e un giorno torno e mi dice: "Mamma, ma io veramente mi immagino una mamma che sta seduta sul divano mentre noi guardiamo i cartoni animati e taglia e cuce". Io ho detto: "Ma io, dove l'hai visto questo? In quale film, in quale libro? Perché non esiste". Alcune volte i bambini, ma anche gli adolescenti, sono più conservatori dei genitori, ti voglio dire. E per cui, hanno anche loro si fanno una loro idea, però poi piano piano, appunto, conoscendosi, capiscono, ti conoscono. La cosa importante è proprio quando dico autenticità, vuol dire proprio parlare. Non è difficile, come dici tu, è sempre una sorta di bilanciamento, non bisogna né adultizzare, ma anche parlare in modo diretto, per cui le parole e il momento giusto per parlare, cioè è veramente un lavoro complesso il nostro, molto complicato, molto complicato. E questo dell'aspetto fisico è un qualcosa che i bambini e i ragazzi guardano, poi le ragazze immagino. Io penso forse che tua figlia perché mi è successo di qualche ragazzina che vedono la mamma più bella di quanto potranno diventare loro. E questa No, è è una io fatica credo che che lei e non hanno no, il ma lei è coraggio di dirlo. bellissima. Lei è Ma cioè lo io so, lei è ma molto bisogna più bella di capire me, se sarà lei molto più bella di me, però secondo me lei vorrebbe una mamma così, no, la mamma che cuce, lei vorrebbe quella cosa lì. sì, 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 sì. Son sicura Però di questo. poi si adattano facilmente e credo che io dico sempre che la relazione genitori-figli è come una danza, no, è una danza che deve essere sintonizzata, per cui se noi sintonizziamo l'aspetto emotivo, no, il momento serio, il momento, dello scherzo, dell'emotività, quando siamo sintonizzati poi questa danza diventa armonica e quando, siamo un pochino, come dire, un po', che ci urtiamo a vicenda, diventiamo più spinosi, un po' diventa sgraziata, però la possibilità è che tutte le volte si può ricominciare. La cosa bella è questa, non c'è mai niente di perso, perché noi siamo sempre in evoluzione. Man mano che conosciamo i nostri figli e conosciamo noi stessi mentre interagiamo, no, mentre ci guardiamo in questa danza, diciamo: "Però quel passo lì lo potrei fare così, per stare meglio io anche". E così capisci che è tutto sempre in evoluzione, non c'è niente che non può essere recuperato, perché alcuni dicono: "Ma quanti sbagli ho fatto nel passato, non mi sono occupata di mio figlio". Okay, non l'hai fatto. Adesso sei consapevole, ma allora stavi facendo il meglio di quello che potevi fare, con quelle risorse che avevi, con quelle conoscenze di tuo figlio, con quel lavoro, con quel marito, con quella suocera, con quel quartiere. Io dico sempre che bisogna, guardare tutto. La mamma cuoca. Bene, fortunata. Devo dire che hai toccato un punto importante. Beh, nel senso del, cucinare. Non tutte le mamme piace cucinare. Io devo dire, a me piace cucinare, io mi diverto. E allora questo divertirmi chiaramente passa, perché se tu invece devi cucinare per far piacere agli altri, però non ti piace cucinare, non ti piace neanche mangiare, non lo fare. Fatti aiutare dagli altri, faglielo fare, insegna magari ai bambini le ricette che si divertono di più e magari gli dici qualcosa di più estetico come preparare la tavola, che per te è più piacevole. Ecco, secondo me bisogna trovare il proprio registro. Ehm, e se uno non si fa influenzare, perché poi ci può essere anche la propria mamma, la propria suocera, ci sono la collega e l'insegnante che magari mandano dei giudizi, buttano lì. Ma sa, è meglio che stia con suo figlio, è meglio non so se Francesca ti risuona qualcosa.
del genere? No, ma proprio la prima domanda che ci fanno a noi donne quando ci vedono in giro da sole è: dove sono i bambini? Come se fossero delle appendici, no? Ma dove li hai lasciati? Perché o sono con te o sono morti probabilmente, o li hai abbandonati per strada. Quindi noi ce la portiamo dietro questa onta, certo, se facciamo qualcosa. E proprio mamma di merda viene da questo, perché c'è questo stigma sociale verso la donna che rivendica una completezza a prescindere dai propri figli, no? O dai figli. E quindi abbiamo scelto di chiamarci mamma di merda proprio perché abbiamo detto: ok, visto che ci additate come mamme di merda, se diciamo, se ci vedete in giro da sole, allora a questo punto ce lo prendiamo perché siamo delle mamme di merda, va bene così. Io vorrei fare un piccolo, lo faccio spesso quando sono in gruppo dove parlo di genitorialità, chiedo, se vi ricordate qualcosa, dell'infanzia, nell'adolescenza, un intercalare dei vostri genitori, un intercalare che può essere, beh, ai miei tempi, io c'ho una mia certa età, diciamo prevalentemente erano anche dei proverbi, perché una volta si parlava poco, adesso si dice si parla poco in famiglia. E caspita, una volta non si parla, cioè c'erano i monosillabi, c'erano i proverbi e tu dovevi capire tutto quanto. Non so, io, ho in mente che, per esempio mia mamma mi diceva sempre: "Qualsiasi cosa dovessi fare, stai attenta, stai attenta". E io ce l'avevo in testa, stai a per tanto tempo, per cui questa situazione del mondo, chissà, pericoloso. Invece mio padre che era invece un altro personaggio, meno male, molto ironico, molto simpatico, mio padre diceva: "Allora, il lavoro nobilita l'uomo, ma le donne di più". E questa cosa mi è rimasta. Ecco, se noi pensi a Luca, c'hai qualche intercalare di qualche papà, del nonno che ti viene in mente, un proverbio che ti diceva quando eri piccolo, oppure una frase continua, ti viene in mente qualcosa? Frasi continue e specifiche no, non me ne vengono. Però diciamo che la loro matrice, o dovrei usare un gioco di parole, la patrice, cioè la matrice paterna, genitoriale appunto del modello di mio padre, del modello di mio nonno paterno, eccetera, l'ho sempre sentita molto forte anche nella dimensione educativa. E in effetti, mentre vi sentivo prima, insomma, parlare, appunto, discutere del modello, appunto, anche è un po' emerso il fantasma della madre, del confronto con il ruolo materno, eccetera, anche per la genitrice, insomma, la mamma rispetto alla propria madre e come appunto interpreta poi il ruolo genitoriale, anche comparandosi internamente rispetto a quello che è stata la sua esperienza di figlia, il modo in cui ha visto o percepito la propria madre. E questo c'è anche, credo, per i padri, insomma, qui spesso una lancia, perché parliamo appunto giustamente sul focus sul ruolo Certo. materno, ma anche il ruolo paterno, accidenti, è difficile, nel senso che anche qui il confrontarsi con i ruoli genitoriali, sostanzialmente dal primo momento in cui ho visto mio figlio è stato un continuo chiedermi: riuscirò a essere al livello di capacità genitoriale di mio padre? Sentendola proprio come una gara persa in Ah. partenza, no? Con questa cosa, e a sua volta con mio nonno, quindi perché anche Pure, il ruolo del nonno nella mia famiglia è sempre stato sì. molto, molto potente, nel senso anche proprio nella mentalizzazione collettiva dei ruoli genitoriali, dei ruoli appunto familiari. E quindi sì, è sempre stata una gara importante, e devo dire che alcune cose che avete detto stasera, le due Francesche, appunto stasera c'è questa omonimia, come dicevamo, le trovo molto consolatorie, molto utili, il fatto appunto del poter dire che a volte ci si trova ad annoiarsi in alcuni giochi, alcune modalità, o sentirsi in colpa quando si arriva a casa perché sì, ho preso il bambino a scuola, ma adesso io devo ancora finire assolutamente un lavoro urgente prima di domani, quindi arrivo e sostanzialmente lo catapulto ad arrangiarsi per ancora un'ora e mezza, finché io non ho finito la relazione urgente, il lavoro urgente, dentro di me sentendomi: ma che padre snaturato che sono, invece di passare il tempo di qualità con mio figlio, sono qui che devo fare queste tre cose insieme mentre lui è di là, e io chissà quali terribili vulnus sto creando alla sua psiche in crescita col fatto che è di là, e che cosa racconterà un giorno di me del padre che lo abbandonava, eccetera, per fare chissà cosa di assolutamente rilevante, invece che passare il tempo di qualità col figlio. Quindi sì, sono tutti temi in cui è facile riconoscersi. Devo dire che noi l'abbiamo risolto in una maniera
assolutamente poco educativa. Si parlava dei giochi educativi e io stavo facendo la ola e stavo annuendo con molta forza quando abbiamo detto sì, possiamo anche dire che i giochi educativi, e che scatole a volte, i giochi educativi, ci sono anche dei giochi non educativi, non impegnati, non diseducativi. Questo mi consola perché io ho cercato di iniziarlo alle gioie di Fortnite e di altri videogiochi di Ah, questa natura, in cui appunto insomma il modello educativo è ci sono 99 altre persone, tu devi essere l'ultimo che sopravvive, che come dire non è esattamente il modello di gioco educativo impegnato socialmente eccetera, però insomma ha una sua valenza e devo dire che sì, mi diverto molto a giocare a Fortnite con lui o appunto contro lui. Un po' meno adesso perché sta diventando più bravo di me, quindi inizia a guardarmi con quel sottile velo di disprezzo del preadolescente che inizia ad avere il mito paterno che cade perché è più bravo lui a giocare a Fortnite di quanto sia io. Sono aspetti traumatici ma che vanno sai, rielaborati. questo fatto qui che lui è più bravo di te, nel gioco, ci sta e il fatto che tu possa ogni tanto anche ascoltarlo e per loro è molto piacevole dire: "Sai papà potresti fare così" e, non perdi il ruolo, anche perché in quel momento lo stai ascoltando e stai facendo il padre. E per cui anche questo è bello, no, avere la possibilità di farsi dire qualcosa dal proprio figlio che ha imparato, che comunque c'ha qualche cosina che può dare anche lui a te. Perciò credo che sia, interessante quello che fai tu. Allora, tempo di gioco, qual è il tempo di gioco? Ma è tempo di gioco o tempo di interazione? Perché ci possiamo divertire guardando insieme io con i miei figli adolescenti ho guardato le puntate di O.C. di una volta, abbiamo anche pianto insieme e per cui va bene, ci sono delle cose che si dove stare insieme non vuol dire sempre parlarsi, fare delle cose insieme, gomito a gomito, mentre studia io leggo un'altra cioè bisogna, come dire, incominciare a sdoganare tutte le cose che si devono fare con il piacere di farle e sempre di essere in un'interazione, non bisogna sempre esserci questo tipo di cosa: "Devo insegnare, non devo perdere tempo." Molti genitori mi dicono: "Non devo perdere tempo perché poi non apprenderà", eccetera. Il tempo è il tempo sapete gli psicologi dicono: "Il tempo dedicato." Ecco, io le dico: se tu lo prescrivi il tempo dedicato, anche lì è un tempo prescritto, come se fosse una medicina, non va bene neanche quello. Allora, penso che ci sia io li chiamo gli appuntamenti. Dico: "Diamoci gli appuntamenti." Perciò ci facciamo il calendario familiare, che può essere 1 settimana, cose fattibili anche di mezz'ora, dove noi ci diamo gli appuntamenti. E facciamo delle cose che non sono sempre giochi, possono essere delle cose. Prepariamo La l'antipasto per il cena, papà, prepariamo la la ce cena, esatto. Già prepariamo quello io è no, una facevo fare gli antipasti per il papà, eh, perciò si devono fare ogni volta a sorprese e poi, qualche scherzo sotto il piatto, perciò mentre facevo queste cose io facevo altro, ma loro allo stesso tempo si divertivano e facevano delle cose per gli altri anche, contemporaneamente. Credo che anche questo possa essere tempo, insieme. Non deve essere sempre seduti sul divano o per terra a giocare. Perciò io credo che questo sia tempo da vivere insieme con gli appuntamenti. Dato che la nostra vita è fatta così, anche la loro vita è fatta così e tante cose non le possiamo smontare, ci diamo gli appuntamenti. E a un'altra cosa che faccio e che consiglio di fare, per esempio, quando si è in una situazione di serenità, ogni membro della famiglia scrive dei post-it dove dice: "Io, mi piacerebbe fare sono piccolissime azioni, mi piacerebbe fare questa cosa per la mamma, per mia sorella, per me stessa o insieme alla famiglia." E mettere tutti questi post-it in un cestino e ogni mattina prenderne uno e dire: "Sono disponibile a fare questa cosa che avevo scelto? Oggi no, magari ne faccio un'altra." E per cui, come dire, crei comunque così lo fa il papà, così lo fa la mamma, eccetera. E ho visto che questo fatto di anche sorprendersi ogni tanto
è bello, non c'è sempre, come dire, la gestione sempre da parte dei genitori di organizzare tutto l'intrattenimento, ma spingi anche loro a fare qualcosa, che poi loro si divertono i bambini, i ragazzini, se gli dai degli input, poi loro vanno avanti, ci sanno montare su anche delle cose loro, diventano creativi. Ecco, autenticità, flessibilità e creatività per me sono quelle cose lì che possono, non è che sono, come dire, la soluzione, ma possono aiutare anche nei momenti perché i momenti difficili ce l'abbiamo tutti e fanno io dico sempre, racconto questa cosa che me l'ha detta mia suocera, una donna di una certa età, che mi diceva: "Cara Francesca, ogni bambino viene col suo cestino, perciò il cestino è pieno di cose belle, ma anche di problemi, per cui questo bambini piccoli, problemi piccoli, ragazzi grandi, problemi grandi, per cui fa parte della vita." Dice: "Ma i tuoi figli i miei figli ormai sono grandi, uno è cardiologo, uno è archeologo, ma me li hanno fatti vedere anche loro." E la cosa che mi ha salvato è che non ho fatto la psicologa. Ho utilizzato le mie conoscenze, ma per fare la mamma. Per fare la mamma, come sto dicendo io, divertendomi quando era possibile. E un'altra cosa che mi è piaciuta fare nel tempo era quello che quando li vedevo in un certo, erano tutti e 2 vicini e chiaramente quando io ero al telefono loro erano per terra come i cuccioli, lo facevano apposta, mi guardavano, si mordevano, eccetera, io facevo una foto mentale e dicevo: "Ecco, loro si stanno divertendo e pensano di provocarmi in questo momento, però me li ricordo come cuccioli di leone." Ecco, stanno facendo questo. Per cui loro si sarebbero aspettati: "Basta, fermi", eccetera, e sarebbero aumentate quelle lotte. Ecco, io credo che ogni tanto facciamo delle foto mentali più che con i cellulari, perché ci sono dei momenti, che secondo me ce li ricordiamo a vita e anche loro, non so, dico un'altra cosa, trasgressioni. Le trasgressioni, come dire, previste. Mio marito è una persona molto, come dire, molto a moda, eccetera, con le regole, per cui, e questo l'abbiamo sempre fatto, non si mangia con la televisione non è nella stanza dove mangiamo, però c'era ogni tanto, qualche volta, che io con i miei figli maschi ci facevamo il panino in sala per vedere una cosa insieme. Era la trasgressione, chiaramente, che poi io confidavo a mio marito, però per loro era eccezionale. Poi dico, la trasgressione con i genitori, ehm, dà quel gusto che certe volte le regole ci sono e si rispettano, proprio perché ogni tanto fai la trasgressione. Che Che dici, bello, mi mamma? hai ricordato no, perché guarda per me è la stessa cosa. A me piacciono le regole perché mi piace poi poterle disattendere e quindi questa della TV, è una scelta che abbiamo fatto anche io e mio marito, il papà delle bimbe, di non averla, insomma di non guardarla mentre si mangia, però a me piace tantissimo, la verità è questa, io mangerei sempre davanti alla TV sul divano. Se potessi lo farei tutti i giorni. Quindi quando la serata si presta o sono particolarmente stanca o, insomma ordiniamo la pizza perché non mi va di cucinare, perché comunque anche questa cosa della cucina è una schiavitù tutte le sere inventati il menù. Quindi spesso cioè a volte ci sono dei momenti in cui proprio non a me piace cucinare di norma, però cucinare così, è Eh un'altra già. cosa. È un dovere, quindi ovviamente perde tutto quell'alone di creatività, di piacere. E quindi mangiamo davanti alla TV, e per me sono dei momenti ecco, ho la regola che se lo facciamo però ci guardiamo una cosa che piace anche a me, perché non posso guardare Certo. Minecraft, un nerd che gioca con Minecraft tutto il tempo, no, e Certo. quindi, che questa è la nuova moda. "Non vi vedo Luca, non vi vedo più". Ecco, e quindi praticamente, la serata passa così, e per noi quello è tempo di qualità in realtà. Cioè per me lo è, perché ci guardiamo un film che scegliamo tutte e 3 e comunque io mi metto al loro livello, cioè non è che perdo, dobbiamo guardare un film che piaccia anche a me, perché se no, non ci sto.
E poi finisce che o io piango perché mi commuovo, loro si vergognano di me, no: "Mamma, ma cosa fai? Piangi?" Ragazze, mi fa piangere, che devo fare?" E però anche quello è tempo di qualità, sono assolutamente d'accordo, cioè è comunque, una co la condivisione di un momento, che non è un guardarsi l'un l'altro, ma un guardare qualcosa insieme, che è bellissimo. Certo, guarda che i miei figli ormai appunto sono abbastanza grandi, però adesso mi dicono: "Mamma se vuoi possiamo guardare questa cosa che ti piace tanto", perché ormai loro mi conoscono, io conosco e questa è la cosa bella, che alla fine piano piano quando ci si conosce sai che cosa fa piacere all'altro. E il fatto che tu ti sveli Francesca, cioè: "Questa cosa mi piacerebbe più fare questo", e loro si svelano a te, e per cui c'è questo conoscersi. Poi è un qualcosa che ha un ritorno molto bello secondo me, di fare qualcosa, anche se a me non piace, però per farlo per l'altro, per vederlo contento, per vedere che gli piace fare quella cosa lì. Cioè io ho visto anche tante partite di pallacanestro, perché i miei 3 c'ho 3 uomini, però poi alla fine siccome mi raccontavano le perché a me piacciono molto le storie e sapevano che mi piacevano, allora: "Sai mamma questo qui viene da lì, da" e allora ecco, quello è un momento, di tempo bello vissuto, ecco. Non Ecco, c'è il fatto di sopportare, sostenere. È possibile, quando io dico sintonizzarsi è questo. Cioè è vi invidio, possibile. vi invidio perché io praticamente passo tutte le mie cene a guardare appunto Minecraft, qualche youtuber che gioca a Minecraft o cose di questo tipo, il che No, insomma è sempre, perciò tu devi fare sempre un po' di impress spazio, lo so, puoi lo fare so. una letterina a tuo figlio: "Per Natale, per favore, vorrei vedere un film di Verdone", non lo No, so. in realtà abbiamo trovato un compromesso, ma questo va a ledere, come dire, la sfera della madre, nel senso che gli youtuber che guardano Minecraft effettivamente è un po' però quando decide di guardare gli youtuber che giocano a Fortnite, che piace anche a me, riusciamo a costruire un'alleanza. Il problema è che la madre rimane esclusa da tutto ciò e lei vorrebbe vedere tipo un telegiornale ogni tanto e ammetto che effettivamente anche l'equilibrio familiare che si crea diventa delicato. In effetti questo è uno spunto che vorrei approfittare per lanciare, nel senso che Sì, abbiamo parlato e ci siamo giustamente focalizzati su quello che è il rapporto genitore-figlio o figlio-genitore, insomma nella loro simmetria o nelle loro asimmetrie. Poi però c'è anche un rapporto di coppia dentro la famiglia tra i genitori e di come questo viene triangolato nella relazione col figlio, di come ciascuno pensa o può pensare di interpretare il ruolo genitoriale in maniera magari diversa, sentendo o criticando l'altro genitore per il modo in cui interpreta il ruolo genitoriale. È un po' emerso anche implicitamente da alcuni riferimenti che abbiamo fatto stasera. Questo è un sì. aspetto abbastanza Diciamo cruciale in molte dinamiche familiari. sì, allora, possiamo partire da una cosa importante che noi siamo io dico questo, sapete, quando entro nelle classi, perché per adesso sto facendo dei percorsi di mindfulness con i bambini di quarta elementare, entro e dico questa cosa: "Vi do una buona notizia. Io peraltro mi chiamo Francesca Felice, io sono qui per portarvi un po' di felicità anche a scuola, perché a scuola si può essere felici e non disperati. E dico: "Vi do una buona notizia, voi siete unici e irripetibili". E questa è la preziosità, per cui anche i genitori sono unici, non sono dei cloni per cui uguali. La cosa importante è cercare, e lo dico anche alle coppie, bisogna mantenere la propria personalità, non bisogna fondersi, bisogna, come dire, creare un'armonia, ma non fondersi, perché quando ci si fonde, che io faccio questo per te, io faccio alla fine si perde quella che è la personalità, ed è quello che è piaciuto nella coppia. Io ogni tanto quando vedo delle coppie che un po' c'è qualche problema dico: "Ma scusate, cosa ti piaceva di lui e cosa ti piaceva di lei? E dove sono andate a finire queste cose qui?" Forse dobbiamo cercare di incominciare a recuperare questa idea. Io non ti cambierò dopo sposato, io sto accettando il pacco, il regalo o il pacco, dipende da come va a finire la storia, e per cui siamo unici. Nell'essere unici chiaramente abbiamo, come abbiamo detto, i nonni, i genitori che ci hanno inculcato alcuni stili educativi, alcuni valori.
I valori non sono cambiati, è come noi li perseguiamo. Il valore famiglia, qui ci siamo tutti, abbiamo il valore famiglia tutti. Possiamo, come dire, in qualche modo vederlo e interpretarlo in modo diverso, appunto perché siamo diversi, non possiamo essere tutti uguali. E credo anche rivisitato con quelle che sono le esigenze di adesso, perché i tempi dei nostri genitori e dei nostri nonni erano completamente diversi. Infatti quando c'è qualche nonno che dice, o papà che dice, o mamma che dice: "Ah, era meglio una volta", io li chiamo genitori, nonni, papà torcicollo, che cioè guardano al passato, ma non si accorgono che il passato è passato, nel bene, nel male, era più bello prima, non lo sappiamo, però il passato è passato. Quello che noi abbiamo è adesso questa vita con tutte questi stimoli, questi dove noi possiamo ogni tanto chiudere e dire: "Adesso scendo, e mi faccio un pochino di yoga, mi faccio un po' di meditazione, mi prendo uno spazio per me." Cioè, io ritorno al discorso della consapevolezza. Tu dici i genitori che hanno un modo diverso di vedere la relazione educativa. Allora forse, bisognerebbe partire schiacciarsi un attimo: "Tu fai questo, no, perché fai quello, vedi com'è." L'altro giorno era una coppia così, che il bambino ha un po' di paura di andare, con 5 anni con gli altri bambini, a fare, non so, nuoto, calcio, e il papà dice: "Sei tu che lo proteggi, perché l'uomo forte deve fare calcio." Ecco, perciò ognuno c'ha i suoi, come dire, i suoi assiomi. Allora, non ha ragione la mamma di proteggerlo, non ha ragione anche il papà di buttarlo nella mischia, perché è così che credo che la cosa più importante è, intanto la prima domanda è: che genitore voglio essere per questo figlio? No che genitore voglio essere, per questo figlio che è in questo modo, in questo momento. Che genitore, perciò che e che ma e per cui confrontarsi su questo, che genitori vogliamo essere, no, quello che io faccio, che genitori vogliamo essere per questi bambini? E questo genitore che vogliamo essere è utile per la sua crescita? Okay, possiamo avere 2 modi diversi, però se facciamo delle scelte educative e i bambini sanno, i ragazzi sanno, ma pure le figlie di Francesca sanno che il papà è un po' più così e lei è così. Per cui la cosa importante è quando ci sono delle regole che riguardano il fatto, non so, del rispetto di regole, che riguardano la loro incolumità, la loro salute, cioè quelli che sono appunto i valori, lì, anche se sono interpretati in modo diverso, la cosa importante è che siano scelti insieme. Per cui se la figlia che ha 11 anni, la mamma dice il cellulare, magari più in là, e il papà dice: "Ma ce l'hanno tutti, che facciamo?" Allora la mamma dice: "Vabbè, magari facciamo aspettare a 12 anni, magari noi gli prendiamo quello più mega galattico." Cioè si arriva poi alla discussione se pensi proprio qual è il bisogno e l'esigenza evolutiva di tuo figlio, non quello che gli altri ce l'hanno. Oppure è meglio che non sia come gli altri, cioè questi sono i nostri assunti. Ma che genitore voglio essere per questo figlio adesso? Per questo figlio, non per tutti i figli, come dire, perché ognuno è io penso che anche Francesca ha 2 figlie, son tutte e 2 diverse, no, immagino. Assolutamente, sì, sì. No, poi mi veniva in mente che, appunto dicevi prima, ehm, che ci sono delle differenze, non è che siamo mamma e papà non sono un monolite, son 2 persone diverse, hanno 2 stili completamente diversi. Anche se le linee più importanti le concordi, e quindi hai la stessa linea, però poi lo stile è completamente diverso. E loro sono come un blob, i bambini, cioè sono liquide. Vedi che proprio loro si adattano perfettamente al contenitore in cui le metti, quindi se stanno con lui, vedi che fanno delle cose, e hanno un atteggiamento e con me è diverso. Quando son sole con me poi io noto una differenza, perché loro sanno dove possono strabordare con uno, dove possono strabordare con l'altro. I bambini sono estremamente adattativi e anche molto, quasi, cioè non sono quegli esseri angelicati e puri che noi pensiamo che siano. Loro in realtà
si sanno introdurre perfettamente nelle tue debolezze, sanno perfettamente stare e prendere e cercare di prendere quello che possono, cioè sanno come agire con te. Quindi in realtà, sì, quello che Sì. dicevi è assolutamente, io lo vedo tantissimo. E loro Ma la 2 tra cosa più l'altro loro sì. finisco solo No, no, tra no, il dici. rapporto tra le 2, le mie 2 figlie non hanno lo stesso carattere sempre, perché io noto che in realtà è una relazione fra loro, cioè c'è sempre una delle 2 che, ricopre un ruolo in quel momento e poi magari il giorno dopo ricopre il loro posto. Quindi io le dico sempre: "Oh, ma c'è sempre una che deve rompere le scatole e una che è una santa del ma possibile? Non ce la fate mezza giornata a essere tutte e 2 bambine che non rompono le scatole? No, perché ce ne deve sempre essere una che ricopre quel ruolo là, no, che è l'unica, così si Beh, sentono uniche." quello che volevo dire io è appunto essere, come dire, con una certa personalità, però mantenendo, come dire, un po' saldo quello che è, diciamo, sono un po' ma più che altro i valori della famiglia. Questo passa se fra marito e moglie non ci sia il: "Tu hai fatto così, ma no perché tu non hai cioè il fatto di rispettare. Guarda che la mamma a questa io per esempio sono una che dico, con me un linguaggio che deve essere, non troppo hard con me, per favore. Loro fanno così, quando devono parlarsi fra di loro: "Mamma tappati le orecchie per favore." E hanno rispetto di me, ma nel frattempo voglio dire che ci deve essere il rispetto di quello che è l'altro e anche se l'altro non è proprio appunto, come dire, uguale. Cioè fra me e mio marito siamo 2 personalità diverse, però loro sanno che noi, come dire, ci armonizziamo, ci confrontiamo sempre e per cui, c'è questo adattamento alla mia personalità e a quello di mio marito è veramente molto flessibile, ma non è contraddizione, non è o con lui o con l'altro, non è opportunismo, perché bisogna stare attenti, no, che magari sto meglio con lei perché è più permissivo, assolutamente. Diciamo se c'è un terreno saldo, poi le variazioni si possono permettere e i ragazzi si adattano, come hai detto tu Francesca, è vero. Capiscono perfettamente. Come si adattano anche i nonni che sono, per esempio, troppo iperprotettivi. Loro sanno che sono i nonni, punto. Io ho fatto dei corsi di più che di parent training, anche dei nonni ho fatto questi corsi, perché ci sono i nonni che avevano proprio bisogno di sapere come agire, avendo dei valori secondo loro obsoleti, che non era vero, con bambini nativi digitali. Dice: "Ma come facciamo? Questi sanno più di noi". E invece, abbiamo scoperto che le storie di questi nonni, alcuni veramente molto di nonni coraggiosi, fuori dal mondo, perché non so, c'era un nonno che a 9 anni, sardo, che andava a curare le pecore da solo 3 notti di seguito, quando i bambini adesso e per cui lui non lo voleva raccontare perché si vergognava e dicevo: "Guarda, questa è una cosa di valore, è un'avventura, lo vedrà tuo nipote, come una cosa di coraggio, altro che cose da poco". Per cui voi potete dare delle cose che non si vedono più, non esistono più, ma l'ha fatto mio nonno. Pensa a mio nonno cosa ha fatto. E per cui i nonni sono così, hanno dei tempi più rallentati, mentre i genitori sono più veloci. Anzi, vi devo dire, che è stato molto bello uscire da questo percorso che è durato quasi 2 anni, dove i nonni si sono persuasi che potevano, piuttosto che andare in conflitto coi genitori avendo modi diversi di vedere, essere i rafforzatori della genitorialità. Cioè: ma la mamma non viene perché è tardi". Beh, la mamma quando verrà gli facciamo questa sorpresa, gli prepariamo questo. Oppure suggerire: "Senti quando arriva fai questa cosa a tuo figlio, si sta aspettando questo". Vuol dire che tu rafforzi la genitorialità. Non dici: al solito viene tardi", e lì invece tu, come dire, smonti
il genitore, smonti la mamma, smonti il papà, per cui i nonni possono, se guidati bene, possono rafforzare la genitorialità, completare quando appunto si hanno dei tempi troppo accelerati e i nonni invece hanno il tempo un po' più rallentato e per cui possono dedicare dello spazio ai propri nipoti. Questo è Beh, interessante anche proprio rispetto al tema dei nativi digitali, che sono una generazione di bambini, di ragazzi che possono sembrare ancora più accelerati o per certi aspetti si muovono con una dimestichezza in un contesto, in un mondo che per i nonni magari è molto diverso, non solo in termini di contenuto, ma appunto anche in termini di velocità, di cambiamento, di rapidità. A cui, come dire, anche i genitori digitali, non so, Francesca è una genitrice, Francesca è mamma di merda, intendo, insomma, quindi Francesca Fiore, Sì, insomma, su questo è una nativa digitale, cioè una semi-nativa digitale, nel senso che è comunque una professionista del contesto dei social, del web, insomma, si muove con dimestichezza, ma non so, anch'io mi muovo abbastanza, però inizio a notare, come dire, questo gap potenziale che si sviluppa quando appunto gli adolescenti iniziano a dirti che insomma Facebook è il social dei vecchi, noi siamo già passati a TikTok eh e già, TikTok sta per ormai diventare a sua volta, ecco, e fa un po' impressione. Quindi qui c'è veramente un aspetto di transgenerazionale molto particolare, per cui i nonni rappresentano non solo effettivamente come è sempre stato il portato di una generazione precedente rispetto a quella dei genitori, ma effettivamente è come se ci fosse una modi, modalità, medium che vengono utilizzati nelle comunicazioni e nella socializzazione che sono ormai sempre più articolati e distanti tra l'epoca dei nonni e l'epoca appunto dei nativi digitali. Sono delle però sfide ti importanti queste. sì, però ti dirò che, intanto il fatto che i nonni hanno la storia, sono quelli da cui derivano i bambi se lor s a i bambini vedo e anche i ragazzi amano, che ci si ra che ra si racconta da dove arrivano, perché comunque fanno parte di queste e i nonni sono quelli che hanno il filo rosso, chiamiamolo così. E poi ti dirò, nativi digitali, faccio un esempio dei bambini che sto vedendo io in questi percorso di mindfulness act oriented, sono quarta elementare, 24 bambini, io faccio solo 1 ora e mezza, e questi bambini quando creiamo questo contesto che riguarda appunto la loro identità, chi sono, da dove arrivano, come mai questo nome, spesso non sanno perché i genitori hanno scelto questo nome. Ehm, ehm, stanno lì, è come se avessero bisogno di questo spazio un po' più rallentato per, come dire, un po' mettere insieme delle cose che hanno dentro e non sanno dove metterle. E dove lo dico e dove lo metto? Non è nel tema che lo posso dire. Quando torno a casa sono stanco, devo giocare, cioè non ci sono degli spazi per raccontare cose che invece c'hanno dentro e hanno questa sete di ascolto e di racconto di sé. Faccio un esempio un po' delicato. Allora, un io ho fatto fare e faccio proprio per cominciare dall'identità, io lavoro sull'identità e l'appartenenza, che sono 2 cose grosse per i bambini. Chi sono io e a chi appartengo. Al piccolo gruppo degli amici, al gruppo classe, ai miei genitori, se sono genitori separati appartengo qua, appartengo là, queste sono cose importanti per i bambini. Questi son tutti bambini di 9 anni. E allora chiedo loro di disegnare, metto una musica perché, loro, sono molto per l'immagine e l'ascolto sta diminuendo, la capacità di ascoltare, no, di, avere questa capacità di decodificare cosa ascolto. E per cui metto una musica particolare, senza, come dire, senza canti, e poi dico: "Quando inizia la musica, potete incominciare a disegnare il vostro nome. Disegnare il vostro nome con tutte le cose importanti che avete della vostra vita, che possono essere i giochi, un luogo, lo sport, quello che fa parte adesso della vostra vita. Inizialmente ti guarda un po': "Ma come lo faccio?" Parte subito la prestazione: "Ma io non so disegnare." E allora dico: "Guardate che per me io non do voti, non mi interessa come disegnate, mi interessa la creatività. Cosa ci mettete dentro?
Poi piano piano con la musica partono, si concentrano e le sovrastrutture mentali, lo devo fare meglio del mio compagno, ci devo mettere questo, un po' svaniscono. Bene, poi cosa faccio? Faccio una cosa, che anche questa sembra scontata, ma provoca è un momento di grande emozione. Cioè chiedo a ognuno di loro di, f far vedere il nome ai propri compagni e raccontare che cosa ha disegnato, perché quegli elementi. Così tutti, e c'è questo ascolto degli altri. Son 24 bambini o 20, l'ascolto storie degli altri. Perciò non guardano, non giudicano il disegno se è più sgorbio, più dico stanno ad ascoltare. E questa è una cosa bella, mettersi io dico sempre: "Mettetevi nei panni di questo bambino, cosa ci vorrà dire di lui, della sua storia. Guardate che sarà qualcosa di importan". Poi uno di queste classi, un bambino mi dice: "Io non me la sento". Io ho detto: "Va bene". Però dice: "Io ho bisogno di un aiuto, ehm, non so cosa fare, come mettere questa cosa. Vorrei mettere" parliamo di nonni, perciò mi è venuto in mente, dice: "Io vorrei mettere nella mia vita mio nonno". Ho detto: "Va bene, come facciamo? Non lo so, come vogliamo lo vuoi disegnare il nonno?" E lui fa così. E ho detto: "Bah, tu come ti chiami?" "Jacopo." "Bene, come si chiama il nonno?" "Si chiamava" "Ah." Ho detto: "Si chiamava, ho capito." "Alfredo." E gli ho detto: "Guarda Jacopo, tu c'hai già la A del nonno, tu c'hai già l'iniziale del nonno." Allora lui si mette lì, fa la sua iniziale, sua, del nonno, e poi mi chiama un po' timoroso e mi dice: "Senti, ma io ho bisogno di dire questa roba, che come è morto il nonno". E io immagino sarà Covid, sarà vecchiaia, tumore. Ho detto: "Vabbè, se hai voglia proprio", e per cui si mette a disegnare e mi dice: "Te lo posso dire nell'orecchio perché non ho voglia di dirlo agli altri". "Va bene". E disegna una moto. Il nonno è morto con un incidente, 3 mesi fa. Poi tutti mi danno il nome, perché poi io farò un libretto di tutte le attività, e lui mi dice: "Io non te lo posso dare, lo devo portare a casa, perché voglio parlare del nonno". E lì ho capito che probabilmente, come facciamo noi mamme per evitare il dolore, per evitare, così, cioè cerchiamo non piangere, non ti cioè le emozioni che noi che secondo noi sono negative, non gliele vogliamo far provare, e invece hanno bisogno anche quello di spazio. Non i bambini soffrono, ma hanno bisogno anche del dolore pulito, no, non di evitare. L'evitamento non va bene tanto, né per noi. Vediamo anche noi certe volte di parlare della morte di persone care ai figli. Bene, lui se lo porta a casa, non ha detto niente all'insegnante. La volta successiva viene e mi dice: "Adesso te lo posso dare". Ho detto: "E cos'è successo?" Dice: "Io l'ho fatto vedere a mia mamma, io ho pianto e la mia mamma ha pianto anche lei". E vuol dire che non aveva voglia di avere questo momento. Vedete quando parlo dei tempi insieme, aveva bisogno solo di questo, di dire: "Senti la stessa cosa che sento io?" E invece magari loro per proteggerlo, ecco, e perciò dico, non è che ci vogliono tanti tempi per poter sintonizzarsi. Questa cosa vi dico, io sono stata 1 ora e mezza in questa classe di 20 bambini, ascolta quello, ascolta quell'altro, fai silenzio, fai però c'è stato il tempo di questo dialogo e di questi bambini che hanno bisogno, appunto, anche bambini digitali che giocano, come si chiama, Signor Mario, Fortnite, eccetera, però hanno bisogno anche di questo. Proprio c'è questo spazio, e credo che nella scuola bisognerebbe che la scuola sia quello spazio sicuro. Stanno 7 ore a scuola, per cui 1 ora alla settimana potrebbe essere dedicato a questo. Questo è un Sì, tema che a me sta molto a cuore, anche la collega, la Tiziana Pozzoli, lo sottolinea, insomma, le emozioni negative nascoste diventano silenzi non significabili, a cui non si può dare senso e spesso un po' più eh dolorosi. già. Questo è un tema che è cruciale. Una cosa che io
diciamo, a livello personale mi occupo soprattutto dei temi legati all'emergenza. E uno dei temi che a volte emerge durante le situazioni di crisi è proprio la domanda che a volte i genitori fanno quando muore il nonno, quando muore, c'è un incidente, un lutto importante in famiglia, ma dobbiamo portare i bambini al funerale? Non è meglio se evitiamo che vadano al funerale, che vengano coinvolti nella situazione? Come se ci fosse appunto una sorta di paura di doversi confrontare e di dover come dire, esprimere intanto la sofferenza del genitore davanti al figlio, di pensare di poter proteggere in un certo qual modo il figlio dall'esposizione alla situazione luttuosa, dalla situazione appunto anche simbolica del funerale, eccetera, come a proteggere il bambino. E questo in realtà spesso diventa disfunzionale perché va a volte a denegare la possibilità di provare la legittimità del provare delle emozioni negative. Insomma, non tutte le lacrime sono un male e a volte anche poterle piangere insieme al genitore è importante per il bambino. E non è debolezza e fragilità del genitore, e certe volte i genitori, giusto, cioè c'è questa idea che bisogna proteggerli i bambini, no? Dal dolore. Ma se il dolore del nonno è un dolore giusto alla fine, la cosa è un dolore normale. La cosa che va male invece è dire è diventato un angelo, poi andiamo al cimitero e vediamo la tomba, cioè allora cerchiamo di essere un pochino coerenti, cioè su questo, su quello che sta succedendo. E poi un'altra cosa, secondo dell'età chiaramente, lo portiamo o non lo portiamo al funerale? Un bambino aveva detto: "Vorrei andare al funerale", un bambino che avevo io in trattamento, un po' particolare, non omodotato, però un bambino dal punto di vista psicologico molto particolare. E io ho detto alla mamma soltanto: "Lui sa che cosa succede?" Abbiamo detto che ci sarà la cerimonia per il nonno. Sì, ma la cerimonia come la vede lui? Faccia così, si faccia raccontare come la vede. E lui la vedeva come se fosse una cerimonia, come qualcosa di sì solenne, ma importante, dove, succedevano delle cose interessanti, cioè essendo un bambino particolare lui l'aveva fantasticata così. Quando gli ho detto: "Le racconti cosa succede? Che voi piangerete, avrete anche non starete sempre con lui, magari lui viene affidato a una zia, che ci saranno tante persone che saranno lì, che ci sarà una cosa un po' lunga, stavolta ci può essere questa cosa triste, ci sarà anche perché sono cose che sembrano secondarie, ma a livello dei sensi cosa ci sarà? Ci sarà l'incenso e a alcuni bambini l'incenso dà fastidio, diventa avversivo, cioè tutto questo. Allora noi che siamo genitori possiamo non è soltanto razionale, viene, non viene, così affronta il dolore, non affronta. E avendo questo bambino così, come la vede questa situazione? E allora lì ci possiamo giostrare, sintonizzare come dico io, però non evitare. Magari uno quando torna a casa dice: "Sai cosa hanno fatto? Hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro, stop." È necessario portarlo al cimitero? Non lo so. Questo bambino mi ha detto pure: "Cosa posso fare?" I bambini quando hanno un lutto, una perdita devono agire. Per cui ha fatto disegno, è andato dalla mamma, ha agito, ha fatto qualcosa. Perché non è come noi che il dolore ce lo teniamo dentro e lo elaboriamo dentro. Lui ha bisogno di fare qualcosa e mi ha detto dopo: "Adesso posso fare qualche altra cosa per il nonno, non più per me, per il nonno". Ho detto: "Cosa faceva il nonno?" Mi portava a calcio. Bene, tu sai che fai? Quando tu vai a calcio fai un'azione particolare. Sai che fai? Scrivi un bigliettino, ti fai il pallone, lo metti in un angolino e metti l'angolo del nonno. Prima o dopo questa notizia gli arriverà. E lui era contento, era contento. Certe volte, vedete, hanno bisogno di ascolti, talvolta esperti. Non è che voglio parlare della morte, forse vogliono parlare della presenza, io dico sempre, non dell'assenza, ma della presenza. Però forse abbiamo virato, scusatemi, però era per dire che anche i bambini digitali hanno questa parte qui che può essere sicuramente coltivata ed è molto sono molto ricettivi, anche se non sembrano. Gli insegnanti mi hanno detto, 2 incontri ho fatto. In 4 anni non è mai venuto niente di simile, neanche buttato lì, come espressione, come raccontano, con quale serietà, con quale impegno ascoltano. Non era mai venuto fuori in 4 anni. Vuol dire però che c'è dentro e per cui creare il contesto a scuola si può, ecco.
Non è che devono fare sempre tutto i genitori, ci sono delle situazioni, anche l'esporsi ad altri e non essere giudicati, come dire, la competizione a scuola è molto forte, invece di dire: "Quello è sfigato, quello", e invece dire: "Caspita, ma com'è stato bravo, ha parlato del nonno", e cambia completamente, Questo, al di là della battuta della Tiziana Pozzoli, che ha messo prima, no, il tema, non so, adesso stavo riflettendo adesso mentre appunto stavo riassumendo mentalmente un po' quello che ci siamo detti questa sera, e mi volevo proprio in questo rivolgere a Francesca Fiore rispetto a questo, nel senso che noi siamo partiti da un titolo che è stato per stasera, ma che è stato un po' anche, se vogliamo, un collante di questi 4 incontri, di questa web serie, cioè il non farcela, il confronto tra il modello ideale, il genitore perfetto, e un modello, se vogliamo, più winnicottiano. Abbiamo citato spesso Winnicott nei nostri incontri, insomma, quindi è il genitore sufficientemente buono, della mamma sufficientemente buona che per definizione sa che non saprà e non potrà mai essere perfetta. E anche molte delle cose che ci siamo detti stasera, da vari versanti, da varie direzioni, vanno a costruire proprio una rappresentazione organica in questo senso. Il genitore che si interroga, che a volte è vittima di questi modelli idealistici, rigidi, e che questo diventa veramente un onere anche proprio nel modo in cui vive e si gode la sua genitorialità, e in cui la può condurre, e che in realtà in tanti aspetti, dal gioco alle attività, al tempo insieme, alla riflessione a come accompagnare i nostri figli davanti ai grandi temi difficili della vita, i lutti, le perdite, le tappe di crisi della famiglia, sono tutti temi in cui ovviamente, soprattutto davanti alle crisi, vorremmo essere perfetti come a tutelare i nostri figli, vorremmo sapere esattamente cosa si deve fare per aiutarli nel modo migliore, per educarli e sostenerli nel modo migliore. Però un po' tutto ci riporta, in quello che ci siamo detti stasera, al diritto di non farcela, che è un po' rispetto a questo modello ideale. Potrebbe da aggiungere anche forse il dovere di non farcela a essere così rigidi nel modello ideale, perché bravo. forse abbiamo un dovere di non essere così perfetti, tra virgolette, del non doverci sentire così necessariamente perfetti a tutti i costi. È un Sì. diritto-dovere, forse. Sì, 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 ma soprattutto quando io parlo di consapevolezza è proprio questa, avere la consapevolezza, che abbiamo comunque sempre delle sfide, la consapevolezza dei nostri punti di forza, che qualche volta ce li dimentichiamo, e anche delle nostre fragilità, dei punti di forza dei nostri figli e delle loro fragilità, e per cui intracciare tutto questo, diciamo alcune volte è armonioso, alcune volte ci viene meno bene, però come detto prima, ogni giorno inizia una nuova danza, niente è perduto, perché è qualcosa che non ho fatto bene, perché non ero disponibile, ero stanca, okay, è andata, ma posso fare qualcos'altro, quello mi amplia il repertorio di conoscenza di me stesso e di mio figlio. E per cui io credo che dal genitore, perfetto credo che possiamo passare al genitore non fluido, flessibile, un genitore flessibile e anche talvolta anche creativo, che può creare la suo modo di essere, secondo anche un po' quello che è il suo stato d'animo, le sue emozioni, quello che per lui è importante in quel momento. Che È dici una Francesca? Esatto, stavo anch'io proprio per chiedere a Francesco un feedback su questo, perché mi piace molto come metafora con cui iniziare ad avviarsi a chiudere, a sfumare sulla ricchezza di contenuti che ci siamo dati anche stasera. Che dici, Francesca? Ma io sì, sono frastornata perché mi sono commossa prima sulla storia del nonno. E, sì, uno degli spunti che mi venivano adesso, per chiudere anche, è sicuramente quello anche di essere molto flessibili anche nel lasciare i bambini ad altri. Per esempio, adesso mi veniva in mente che molte mamme un po' ansiose a volte parlano della suocera o della propria madre e hanno un po' paura di lasciare il figlio perché lo stile educativo non rispecchia il loro magari, quindi ma non gli dà da mangiare, allora che dico io, però le ha dato la caramella, ma questo, però lo fa stare tutto il giorno. Allora il quello che dico sempre a queste mamme è: "Scusa, ma
tu sei sopravvissuto a tua madre, cioè tuo marito è sopravvissuto a sua madre, voglio dire, te lo sei pure scelto, quindi tutto sommato tuo figlio tirerà fuori le capacità per sopravvivere pure lui. Certo non sarà magari il giorno migliore della sua vita, però chi se ne frega, no? Cioè tu goditi sta giornata e lascia il controllo, lascia che lui abbia Certo. il suo rapporto con i nonni, che i nonni sbaglino anche. Certo, se poi devi sempre pagare tu i loro errori, a un certo punto ti fa arrabbiare, perché se tuo figlio, per esempio, salta sempre il riposino quando è col nonno, poi arriva a casa e chiaramente diventa un po' difficile. Però nei limiti bisognerebbe cercare proprio anche di incentivare e non sentirsi scavalcati come madri, perché noi siamo uniche, insostituibili e Certo, nessuno, non certo. potranno, quindi non sentiamoci e aiutiamo anche i nostri figli ad avere dei rapporti indipendenti da noi con altre persone, che non siamo sempre noi a mediare questi rapporti. È importante perché appunto, perché a volte noi non ce la facciamo e dobbiamo anche imparare a lasciare andare, che se ne occupi qualcun altro. Lasciare Come andare. sa. Diciamo che questo dei nonni è cioè per i bambini i nonni, anche il nonno noioso, quello appiccicoso, il nonno come era una volta, se gli diamo, come dire, una lettura ai bambini che il nonno ha avuto la sua storia ed è fatto così, in modo gentile e compassionevole, senza giudicarlo troppo, perché se no i bambini imparano a giudicare gli adulti. No, il nonno ha avuto la sua storia, lui vede così la vita, noi sappiamo che però è meglio farlo così, ma mi dà sempre le caramelle. Dice una volta li accetti, un'altra volta gli dici: "Nonno dai facciamo una", cioè ecco, come hai detto tu Francesca, non ci deve essere sempre il genitore che copre sempre tutto, che gestisce come i binari, un po' di qua, un po' di là, fai questo, fai quell'altro. E credo che dare un pochino questa sensazione ai nonni che comunque loro sono importanti e possono fare qualcosa, e ogni tanto parlarsi di questo, proprio no, non gli dare la caramella. Che cosa gli potresti insegnare, cosa gli potresti dare? Allora non gli dà la caramella, gli dà magari qualche altra cosa, perché anche loro hanno talvolta un repertorio molto stretto, del nonno di una volta, no, e invece possono sicuramente dare qualcosa di più. E per esempio raccontare che quel giorno che sono nati, che è nato, il nipote, è stata una rivoluzione, perché se loro prima erano padri, son diventati nonni e quelli che erano i figli son diventati genitori, è stata una rivoluzione di tutta la famiglia, una cosa molto particolare, cioè questo questo cambiamento. Va bene, io penso che Quante cose che ci siamo detti, sia stasera, e di questo io ringrazio assolutamente Francesca Pergolizzi, insomma, per averci accompagnato in un viaggio che in un'ora e un quarto ha messo moltissima carne al fuoco, moltissimi spunti sul modo in cui ci giochiamo i ruoli genitoriali, in cui ci li possiamo giocare. Uso proprio il termine giocare il ruolo, ecco, infatti ci commentano proprio in diretta anche qua. Tra l'altro poi Francesca Pergolizzi ci chiedono anche un tuo contatto email, se va bene, un'ascoltatrice sì, lo sì, sta sì, chiedendo, sì, poi sì, magari sì. poi lo possiamo dare poi nei contatti Certo, appunto su certo, vi darò un ok. contatto tranquillamente. Sono stata veramente contenta di stare con voi e di essere soprattutto me stessa, perché così non è stata una solita lezione che oggi siamo Esatto. stati impegnati tutta la giornata, domani farò un'altra lezione, ma stasera è stata veramente una piacevole serata. Possiamo dire che non abbiamo fatto un gioco educativo, ma abbiamo fatto un gioco piacevole per tutti. Un Questo gioco forse vitale, sì. vorrei Un dire gioco un gioco vitale. vitale. Vitale e Va creativo. bene. Io di questo intanto ti ringrazio Francesca, anche a nome dell'Ordine Psicologi e Psicologi del Veneto, e a Francesca Fiore, io rilancio questo. Oggi noi andiamo a chiudere questo ciclo di 4 incontri e devo dire che è stato bello secondo me, nel senso che abbiamo toccato nelle 4 serate con le 4 relatrici una ricchezza, una varietà di tematiche che girano tutto intorno alla genitorialità e alle sue ambivalenze e complessità, ma anche appunto, come stasera ci faceva notare Francesca Pergolizzi, anche gli aspetti vitali e creativi della genitorialità, che
credo che Mamma di Merda abbia sempre saputo ben interpretare nel suo messaggio e nella sua condivisione social che ha saputo fare negli anni. Io credo che veramente qui ci andiamo a mettere un punto di fine a questa web serie, ma che può appunto, come scriveva qualcuno, diventare anche il punto di inizio di altre sinergie, di altri sviluppi, insomma, perché il tema, da un lato, Assolutamente, mica ci l'impressione che abbiamo... abbandonerete, cioè scusami, mica No, ci sì. abbandonate adesso. Abbiamo Assolutamente il no, chi lutto si di come abbandona? quando sei il tuo terapista Infatti. ti abbandoni a un certo punto. E per me, Eh, io comunque ho usato il servizio pubblico a fini personali perché ci ho sempre infilato delle cose mie e ho avuto delle mie risposte, quindi terapia gratis, assolutamente continuiamo. Assolutamente, gli psicologi in generale ci sono per tutte le tematiche di sviluppo, insomma, di riflessione, di approfondimento, ma ci siamo anche, in questo caso come ordine, come istituzioni, per costruire queste partnership. Quindi io penso e spero che questa prima web serie possa essere l'inizio di sviluppi di riflessioni di questo tipo, perché abbiamo veramente bisogno in generale di sviluppare una cultura della genitorialità che sia sana, e una cultura della genitorialità sana psicologicamente non è una cultura della genitorialità rigida, ma è appunto una cultura della genitorialità che sia anche creativa e generativa. E quindi io ringrazio veramente Francesca Pergolizzi, Francesca Fiore, Sara Maleric che stasera non c'è, e tutte anche le relatrici, Alessandra Simonelli, Silvia Salcuni, Tiziana Pozzoli, che ci hanno accompagnato nel viaggio, Fortunata Pizzoferro, responsabile della formazione e comunicazione dell'Ordine, vicepresidente dell'Ordine, e tutti coloro che ci hanno accompagnato all'interno di questo percorso, di questa esperienza che abbiamo fatto insieme, insomma. E ringrazio tutto il personale anche dell'Ordine, i collaboratori dell'Ordine, Katusha in particolare, che ha lavorato con noi per gli aspetti tecnici di questa web serie, e diciamo un arrivederci? Diciamo un arrivederci. Assolutamente. Sì, possiamo Arrivederci, noi dire che ringraziamo voi. sì, e non farcela è Come anche bello. E non farci neanche bello, mi sembra la sintesi perfetta dei 4 incontri. Perfetto. Va bene, grazie Arrivederci. Luca, grazie anche da parte di Sara, ovviamente all'Ordine, e ci rivediamo presto. Grazie Francesca e buonasera a tutti, a presto. Potete recuperare A le due presto. puntate precedenti, Assolutamente, le assolutamente. trovate sulla pagina sia nostra che dell'Ordine che su YouTube. Grazie. Grazie a Buona tutti serata, e a ciao. tutte, buona serata.